Sarà il film Ragazzi, scritto e diretto dal grande premio Oscar Paolo Sorrentino, ad inaugurare mercoledì 27 agosto l'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'annuncio del direttore della Biennale Cinema Alberto Barbera, che a Venezia portò per la prima volta Sorrentino come regista del suo primo lungometraggio Uomo in più. Sarà dunque un film italiano ad aprire la mostra di Venezia. Ragazzi racconta una storia d'amore, ancora avvolta da stretto riservo la trama. Si sa però che è stato girato in Italia, forse a Napoli ci si chiede, e che il set ha fatto però tappa lo scorso aprile anche a Torino. Il film d'apertura è interpretato dal grande Tony Servillo e Anna Felzetti e sarà nel concorso principale di Venezia 82. Dunque non una partecipazione senza ansie, ma in corsa per la vittoria finale del Leone d'Oro. Paolo Sorrentino, che lo scorso anno scelse la Cosette di Cannes per il suo Partenope, torna a Venezia a 4 anni dal film È stata la mano di Dio, che vinse il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, e il premio Marcello Mastroianni per il giovane attore Filippo Scotti. Così, in quell'occasione, ci rispose il regista. Da bambino avrebbe mai immaginato di fare questo mestiere? No, no, francamente non pensavo che nessuno mi avrebbe mai affidato più di 50.000 lire per fare qualche cosa. Come è nata questa sua passione? La mia passione per il cinema è nata guardando film a casa annoiato e a un certo punto mi sono reso conto che i film erano una meravigliosa occasione di fuggire la propria malinconia, la propria sofferenza. Continua il grande binomio artistico con Tony Servillo, che alla mostra dello scorso anno disse: Un rapporto con Venezia è un rapporto magnifico, ho fatto qui tante regie liriche alla Fenice e poi è arrivato anche il cinema, è un rapporto molto molto forte.